scivola in classifica il Palermo Futsal Club, quarta vittoria in campionato contro il Favignana, risultato di 2-5. Siamo qui con il direttore sportivo Giorgio Buffa, lo salutiamo. Buon pomeriggio a tutti. E chiediamo subito un piccolo resoconto di questa partita. Ma è stata una partita molto fisica, dove i ragazzi hanno fatto vedere fin da subito una supremazia dal punto di vista tecnico, però nel secondo tempo abbiamo un po' sofferto l'arrembaggio avversario e abbiamo anche subito 2 gol. Dispiace per i gol subiti, ma alla fine abbiamo portato a casa la quarta vittoria. Siamo felici su 5. Speriamo di continuare a fare successi in questo campionato perché i risultati stanno arrivando. La classifica ci vede nelle parti alte, di questo siamo felici. Nella prima frazione ben 4 reti, nella seconda invece un gol solamente, tantissime occasioni sprecate. Cosa è mancato? Un po' di nervosismo in campo. Martedì durante la fase di allenamento vedremo di correggere qualcosina, ma il gruppo è solido, coeso, quindi ci possono stare, tutti vogliono fare gol in queste trasferte, ovviamente non è possibile e quindi questo fa arrabbiare tanto i ragazzi, però è rabbia agonistica ed è quello che ci piace. Tanti acquisti in campo, ma non solo, anche in dirigenza diversi volti nuovi. Come ti sei trovato con questo nuovo staff che quest'anno è stato costruito e cucito dal presidente Pazzaglia? Lo volevamo, speravamo già da quest'anno di avere uno staff più ampio, il risultato è arrivato, sia come staff sia come giocatori. Abbiamo le conferme, le grandi conferme come Filippo Alario, abbiamo innesti nuovi come Fabio d'Alessandria, veramente abbiamo persone nuove e siamo felici di questo. Non li cito tutti, ma sapete che siete tutti nel mio cuore, quindi diciamo fondamentalmente sono felice dell'allargamento dello staff, vuol dire che il progetto funziona, vuol dire che il progetto sta andando avanti, vuol dire che il progetto sta crescendo e crescono anche i risultati. Adesso invece approfittiamo dell'assist progetto per parlare di giovani. Quest'anno sono tanti i ragazzi nati dopo il 2000 di questa formazione, in particolare Vivarelli che ha già timbrato 3 volte il cartellino, Nicchia con 2 gol, quest'oggi anche Danilo Alario. Quanto sono importanti per questo progetto i giovani giocatori? Stiamo costruendo un roster che possa essere già competitivo, ma allo stesso tempo che si possa, diciamo, che possa crescere anche a livello di ragazzi giovani, ragazzi under, quindi stiamo lavorando anche nell'abbassare l'età media. Sono felice che i ragazzi stiano trovando tutti minuti di gioco in campionato. Sono felice di Nicchia, appena arrivato, è già all'attivo diversi gol. Sono felice di Luca Vivarelli, che nei momenti cruciali si è fatto trovare pronto. Sono felice anche dei ragazzi di Danilo e di Diego, che stanno dando dei risultati, stanno avendo una crescita, soprattutto anche dovuta al fatto che hanno una continuità rispetto all'anno scorso diversa, diciamo, diversa e migliore. Poi ci sono anche volti nuovi come Di Chiara, che quest'anno possono dare quel qualcosa in più. In queste ultime 2 partite invece ha esordito Emanuele Fiorentino. Ci racconti un po' il retroscena di questo acquisto, come lo hai convinto a scendere di categoria? Fiorentino, allora in realtà quest'anno per noi non dico che è stato semplice, però il lavoro fatto negli anni passati ci ha aiutato tantissimo nella campagna acquisti di quest'anno. Creare un gruppo spesso è difficile, ma quando si fa qualcosa di bello e di buono, soprattutto in questo settore, lo vedono tutti, perché comunque è un settore molto chiacchierato. Quando parlano di una società come la nostra solo in maniera positiva, vuol dire che stiamo facendo qualcosa di buono. La trattativa con Fiorentino, devo essere sincero, è stata molto semplice. Convincerlo veramente ha sposato in pieno quelli che sono i valori della nostra società e ha un senso di rivalsa impressionante. Io lo sto vedendo, lo sto conoscendo, uno di quei ragazzi che ti sorprende,
che vorresti nella tua società. E lo stesso Nazareno. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Sicilia Futsal, come la preparerete e poi se iniziate a guardare un po' la classifica. Ma il campionato è appena iniziato, devo essere sincero, la guardo dalla prima giornata la classifica, però in realtà è molto lunga, è un campionato che non conosciamo, è il primo anno di C2. La partita la preparerà il mister, la preparerà sempre bene come ha fatto finora. Però sono felice dei ragazzi, sono veramente felice dei ragazzi, perché in una categoria diversa stanno dimostrando di poter giocare tranquillamente e in maniera molto rilassata.